Dopo la morte del 39enne tunisino che si è tolto la vita nel carcere maschile veneziano, si è rischiata una rivolta da parte dei detenuti. Ma questo non è stato l'unico episodio della giornata. Secondo quanto riferito dai sindacati, infatti, un detenuto dopo un alterco con un familiare durante un colloquio avrebbe aggredito un poliziotto mandandolo all'ospedale. La situazione, denunciano, è sempre più insostenibile sia per i detenuti che per gli agenti. Dentro il carcere di Santa Maria Maggiore c'è una situazione veramente gravissima, abbiamo una carenza di personale che va oltre il 40%, non abbiamo più personale di sostegno che ieri forse sarebbe stato importante per questo detenuto avere anche una spalla su cui appoggiarsi. Ecco, io penso che quello che è accaduto ieri deve interrogarci tutti, ma tutti, perché non è soltanto una morte che forse solo la moglie piangerà, è una morte di una violenza che non ha pari. Non è più possibile assistere appunto a violenze così forti all'interno del carcere, sia riguardo i detenuti ma riguardo anche alla polizia penitenziaria. Va fatta una formazione per la polizia penitenziaria permanente, sempre, Ancora una volta il messaggio va al governo. che investa di più sulla assunzione di personale, sulla formazione e sulla ristrutturazione di quegli ambienti, che sono anni che chiediamo una seria ed adeguata ristrutturazione. Non si può morire così dentro un carcere, non si può.